Splende il sole, amici e amiche T-Sportisili, un saluto qui da Marco Genduso per commentarvi questa bellissima partita, la 29esima giornata del campionato giovanissimi regionali Under 15, il girone di appartenenza delle due squadre è il girone B e oggi 26 marzo 2023 si affrontano in questo rettangolo di gioco il CUS Palermo, padrone di casa, e la Panormus. Le due formazioni sono già in campo con la Panormus che spesso ritornerà nel tornello iniziale, insomma, per fare il classico inizio prima di ogni partita. Dunque la classica, la famosissima anche, mi verrebbe a dire, corsa verso il centrocampo con il direttore di gara che ha già il pallone tra le mani. Vediamo già il CUS Palermo già schierata, praticamente aspettava soltanto i suoi avversari. Le panchine sono invece già posizionate lì dove devono stare. Vediamo una panchina abbastanza folta, quella del CUS. Panormus invece che presenta soltanto 5 giocatori, chiedo scusa, in panchina. Questa potrebbe essere sicuramente già una chiave di lettura della partita, perché i cambi sappiamo quanto possono essere importanti, soprattutto con questo caldo. Il sole effettivamente, oggi c'è una bellissima giornata di Palermo. Chiaramente non è notizia questa, un clima così, ma potrebbe essere anche un fattore per poter leggere la partita. Poi chiaramente il campo dirà la sua, il campo dirà il verdetto e darà soprattutto il verdetto che vede però la Panormus avanti in classifica rispetto alle CUS Palermo. Intanto qua direttrice di gara che si appresta ad andare sul centrocampo col pallone tra le braccia, lo posizionerà infatti a centrocampo. I giocatori sono tutti schierati dall'altra parte, non li vediamo in faccia ma vediamo benissimo i numeri. Vediamo sicuramente il numero 6 capitano del CUS Palermo, si tratta di Federico Vitrano, accanto a lui il portiere Giovanni Anzalone, per una grande stagione quest'anno, ma chiaramente lo conosciamo, sappiamo quanto le sue parate siano comunque importanti. Una formazione che quella del CUS Palermo, anche gli applausi da parte dei tifosi anche presenti qui in campo. Direttrice di gara che probabilmente andrà a controllare le reti, perché nel frattempo le due squadre si stanno scambiando il classico cenno prima di iniziare, ma parlavamo quindi della difesa del CUS Palermo, che comunque è una difesa ottima. Ha subito difatti soltanto 41 gol in 29 partite, è la settima migliore difesa, ma comunque a pari punto anche con la sesta e la quinta in classifica. Insomma, una formazione che fa del gioco difensivo probabilmente la sua arma migliore, una formazione che comunque può vantare anche il nono miglior attacco, 54 gol. Forse questo è il dato da migliorare. Noi intanto vi mostriamo subito il nostro tabellino. Intanto c'è stato anche un cambiamento all'ultima ora, cioè, devo dire anche con grandissima gentilezza Roberto Vetrano, che il piccolo cambiamento delle due formazioni. Si tratta con Cristian Billeci che giocherà come titolare e non Undergowa, che invece veniva previsto dal primo minuto a centrocampo. Dunque un cambio dell'ultima ora, ci ha sorpresi anche qui. Adesso cerchiamo di capire quale sarà l'assetto tattico delle due formazioni. CUS Palermo si presenta con il più che classico 4-3-3. Vediamo il numero 10, sicuramente uno dei giocatori più attesi di questa partita, lo conosciamo molto bene, Kevin Moye, giocatore che ha fatto quest'anno 10 gol in campionato, insomma, come la maglia che indossa. Ma nel frattempo banda alle ciance, inizia la partita con il primo possesso della Panormus che cerca subito un rilancio offensivo. Lo scontro durissimo con Billeci che proprio rimane a terra, e qui però il gioco non viene fermato. Il giocatore, è vero, non è stato colpito al volto, però comunque la botta è stata anche molto grave, molto pesante. Iniziata la partita dopo soltanto 15 secondi, il gioco già è fermo. C'è stato uno scontro tra Billeci e Francesco Di Benedetto, che quindi agirà come terzino destro. Accanto a lui vediamo Manuel Turci con la maglia numero 5, accanto a lui ancora una volta il capitano Federico Vetrano, l'abbiamo già annunciato in precedenza. Sulla fascia sinistra invece agirà Francesco Casisa. Poi il centrocampo verrà completato invece da Moie come mezzala sinistra, va subito a contrastare. Sollena come vertice basso, invece lo stesso Billeci agirà invece come mezzala destra. E invece no, perché probabilmente adesso si sono anche un po' scambiati la posizione. In realtà sembrava Sollena più vertice basso, con Billeci in realtà in una posizione di mezzala, ma agirà invece al contrario con Sollena, che infatti un po' si è allargato adesso. Qui la pressione è subito molto alta dalla Panormus. Di Benedetto, c'è vicino a lui Santoro, che potrebbe prendere posizione, ma il numero 2 prova una finta e fa molto bene. Billeci rischia un poco. Buona qui il break difensivo con
Cappello che poi si appoggia nuovamente su Cutrona, poi il rilancio in avanti a cercare l'inserimento da parte di Daniel Chianello, la palla però non arriva, fa buona guardia Casisa che qui un po' si complica la vita perché era in vantaggio, poi fa passare davanti il suo avversario che guadagna comunque un possesso da quella distanza, comunque da quella posizione, credo fosse probabilmente il massimo da ottenere. Nel frattempo continuiamo invece con l'attacco perché lì davanti si schierano con la mai numero 7 Leopoldo Romano che agirà come la più che classica alla sinistra, sul versante opposto, quindi sulla fascia destra ci sarà Vincenzo Santoro, invece come punta Samuele Mortillaro, giocatore dalla stanza abbastanza importante, sappiamo quanto possa essere importante in queste categorie, un giocatore così fisico. Nel frattempo Romano lotta con la forza, Romano può calciare, viene tallonato però dall'ottima chiusura difensiva da parte della difesa ospite che si ritrova, come stavamo parlando anche nella nostra intro, al 7° posto in classifica, 9° posto per il CUS Palermo. Quanto Turci rischia un poco qui, ma è stata comunque buona la pressione da parte del giocatore con la maglia numero 9 Pietro Cappello di lunga distanza qui. Poi Mortillaro fa sulla palla, lotta il numero 9, spalla alla porta, vuole girarsi, vuole inventare lui, poi Di Benedetto calcia con l'esterno, poi addirittura si trasforma quasi in un passaggio verso il terzino sinistro che si è inserito, si trattava di Casisa, che ha fatto bene comunque Di Benedetto a calciare, non era una distanza chiaramente molto semplice, ma lui da lì deve provare, distanza non era favorevole ma comunque può regalare delle gioie, l'ha presa anche con l'esterno. Conclusione che sarebbe potuta essere in realtà molto velenosa anche per un buon portiere come Vincenzo Lorino, che si presenta essere come la nona migliore difesa, ma non sono tanti gol subiti rispetto al CUS. Il CUS, ricordiamo, ne ha subiti 41, Panormus invece ne ha subiti 46, dunque soltanto 5 di distanza. Non è una distanza sicuramente siderale. Nel frattempo il pallone termina fuori in rimessa laterale con Francesco Prestigiacomo che va a riconquistare il pallone. Non è vicino a una macchina addirittura. Immagini bellissime queste. Prestigiacomo con le mani, cercare l'inserimento da parte dei compagni con Nemmarino che la tocca col petto, ma non basta. Vitra davanti a cercare i compagni, la mette giù Romano, poi Moie, Cosriso vuole calciare, la palla delle portiere pare respinta con Mortillaro che non arriva, un flip all'interno dell'area di rigore, la palla rimane ancora lì con Santoro che si scontra con Sollena, infatti prende anche una brutta botta il numero 11, poi Sollena invece riesce a calciare con la difesa della Panormus che allontana, ma abbiamo visto subito in questi primi 4 minuti un CUS molto battagliero, si è rialzato nel frattempo Santoro che ha preso una brutta botta, infatti si abbracciano con il proprio compagno. Con Sollena che infatti ha chiesto scusa, lo ha praticamente travolto. Pallone alto, Mortillaro la controlla, buona qui la giocata, poi Santoro con il tacco, molto elegante come sempre, poi Di Benedetto cerca un traversone, però all'interno dell'area di rigore comunque c'era soltanto Mortillaro, che bisogna anche dire che fa reparto da solo, vista la stazza, però era ben lontano dall'area piccola, quella che comunque poteva essere anche problematica per Vincenzo Lorino, che lascia la rimessa dal fondo al suo compagno che va subito con un rilancio lungo. Si strattonano un po' Casisa e Chianello, tutto regolare però. Lascia scorrere nel frattempo Vitrano, sarà ancora rimessa laterale, primi 5 minuti di gioco che ci hanno fatto vedere come il CUS in queste ultime 2 partite di campionato vorrà chiaramente terminare il campionato al meglio, vuole fare dopo una stagione molto altalenante, metà classifica, nono posto, insomma, per una squadra che per tradizione comunque è abituata a fare sempre molto bene. Mortillaro, poi sbaglia il controllo, ottimo qui il break da parte di Emanuele Farina, che con questa comunque rimessa laterale guadagna possesso e soprattutto guadagna metri per i suoi uomini. Nel tempo cerca la migliore posizione Coppola con la maglia numero 10 che però non viene servito, lo vediamo anche questa posizione di vertice basso davanti alla difesa, sta dando anche un po' delle indicazioni col braccio ai compagni, bisogna sicuramente ascoltare il capitano. Panormus adesso abbastanza offensiva, con tanti uomini lì davanti, palla tocca Moie, allontana la difesa, ancora Coppola, poi Turci leva le castagne dal fuoco e allontana il pallone, poi prova a scattare Romano ma viene fermato dall'ottimo intervento difensivo, poi viene fischiato intanto un intervento irregolare, il fallo
è stato perdonato questa volta. Deve trattarsi di Cutrona, sì, l'ho visto bene effettivamente. Sarà quindi calcio di punizione, ma si riparte da dietro, dalle retrovie. Il Cus Palermo vuole impostare il proprio gioco, lo fa con Manuel Turci, rilancia in avanti con il petto, poi lotta Mortillaro. Adesso prova a difendere Filippo Perino, lui che ha trovato il gol nella gara di andata terminata con il risultato di 1-0 nel 10 dicembre del 2022, gara chiaramente di andata. Perino ha sbloccato e ha risolto la partita 0-0, poi 1-0 firmato proprio dal numero 6. Dunque il precedente è stato lui a commettere il fallo, non Cutrona. Lancio in avanti, adesso proprio Cutrona nel tentativo di servire Chianello, ma campo termina. Dunque rimessa laterale per il Cus Palermo che riparte da dietro con Vitrano, capitano. Passaggio un po' debole per Turci, cioè, infatti la pressione alta da parte di Cappello, poi un rimpallo non lo favorisce. Cappello può puntare l'uomo, cerca di saltare Billeci, ma poi non riesce perché rientra anche il capitano Vitrano con Di Benedetto che riesce a tenere la palla anche in campo. Adesso viene rimessa questa palla lunga da Mattia Puleo, che però non è preciso, ma chiaramente da lì non era facile servire l'inserimento di Cappello, che comunque si sta muovendo molto bene in questi primi 8 di gioco. Scatto in avanti, Cappello la può toccare, riesce effettivamente a prenderla, la mette anche in mezzo, ma posizione di fuorigioco qui. Sembrava effettivamente oltre il numero 9, infatti non protesta nemmeno. Si riparte dunque dal basso, si riparte con il portiere Anzalone che però gioca la palla lì. Adesso Turci, Billeci rischia un po' con questo aggancio, poi viene coinvolto ancora Turci, si allarga Di Benedetto e viene servito infatti in questo momento. Di Benedetto può ripartire, ecco il 2, cerca l'inserimento dei compagni, chiude molto bene questa diagonale Francesco Vestigiacomo. Si batte con le mani, sempre da Di Benedetto. C'è Santoro che cerca la migliore posizione, ma lui va in avanti a cercare Mortillaro. Poi lottano di 3 in 2 per contenere il gigante numero 9 del Cus. Di Benedetto ancora verso Mortillaro che vuole tutti i palloni. Poi Romano che ha tagliato molto. Adesso Mortillaro poi allontana e Puleo decide di spazzare il pallone, ma lo fa male. Sollena con la testa, la palla rimane ancora lì. Mortillaro sbraccia un poco, forse rischia anche un intervento irregolare, ma si continua. Vitrano, Turci, qui si complica la vita del Cus in fase di impostazione, cioè comunque ad uscirne. Poi Di Benedetto viene fermato dall'ottimo intervento da parte di Puleo che chiede la rimessa laterale e probabilmente lo ottiene. Poi ha fatto rispettare anche le distanze con Presi Giacomo che furbamente cercava di guadagnare qualche metro. Vittorio Caro invece è stata molto fiscale da questo punto di vista, ma chiaramente ha sicuramente ragione. Mortillaro cerca di allargare il gioco, a cercare Romano, poi buca l'intervento quasi facendo una finta Farina in questo caso, perché elude effettivamente la marcatura di Romano, che poi si va a riconquistare questo pallone col tacco, cerca l'inserimento di Mortillaro, non lo trova, ma ancora una volta questi primi 10 minuti stiamo vedendo comunque un buon calcio. Due formazioni che nonostante la classifica possa dire veramente poco, sono distanti con distanti 8 punti, 33 per il Cus Palermo, 41 per la Panormus, settimo posto di fatti. Ma dal punto di vista matematico chiaramente il Cus non può raggiungere la Panormus, però vorrà sicuramente terminare il suo campionato dentro casa con una bella prestazione e al momento effettivamente la sta anche regalando. Chissà poi che il risultato non sia concorde o meno con questa prestazione. Intanto Anzalone riparte con le mani e si appoggia da Casisa. Chianello, anzi Cutrona, chiedo scusa, viene contrastato dall'altro numero 7, che si tratta di Leopoldo Romano. Battuta dunque con le mani, minuto 11 di gioco, cercare Chianello, poi Vitrano lascia scorrere, rischia un poco, poi le finte, qui tutta la personalità del capitano che manda via praticamente questa pressione di Cappello, che sta pressando comunque veramente tanto. Però c'è tanto caldo, dunque vediamo se effettivamente riuscirà a resistere tutto il tempo. Poi lo scontro che favorisce Santoro, che può attaccare la porta. Santoro e esce con i piedi qui il portiere Lorino in anticipo. Adesso lo scontro tra
numeri 10 tra Moje e Coppola, che viene vinto però dal 10 in maglia bianca, che ancora non si è acceso, o meglio, un'azione effettivamente l'ha avuta, è stata anche quella più importante di questa partita, quella conclusione mancina da fuori. Poi Torci intanto rischia veramente tantissimo, fa una grande giocata con personalità, probabilmente anche petto in fuori per Manuel Torci. Villeci nel frattempo sbaglia il tocco, sbaglia anche in maniera un po' ingenua, c'erano diverse maglie blu, poi Vitrano decide di salvare tutto. Parlavamo quindi di Kevin Moje, la sua giocata è stata quella sicuramente più importante di questa partita, il mancino velenoso con Lorino che è stato comunque molto attento a respingere, poi stava per arrivare quasi una respinta con Mortillaro che però non è riuscito a calciare. Mortillaro, Moje, buona questa palla, Boca l'intervento Prestigiacomo, Santoro può attaccare la porta, adesso si è difilato un poco, riesce comunque a rientrare il numero 3, poi si appoggia col sinistro, Sollena, Boca anche lui il pallone, poi ci pensa con la maglia numero 5 Rezza ad allontanare tutto, però il Cus non può sbagliare queste occasioni, perché già diverse volte la Panormus comunque buca questi interventi, forse anche il campo non è sicuramente dei migliori, il manto non è perfetto e probabilmente questi palloni occorre anche cercarli, sfruttare questi rimbalzi che non sono effettivamente dei migliori, però tanto Billeci, grande giocata qui, cerca Sollena, gancio delizioso, vuole fare scattare Santoro che è in posizione regolare, può rientrare, punta Prestigiacomo, le finte, poi si va anche un po' a chiudere col tacco, cerca Di Benedetto ma chiude con il fisico Prestigiacomo, fa una buonissima chiusura il 3 che un po' si rifà dopo l'errore precedente, poi allontana regalando il pallone però a Billeci, col sinistro vuole calciare ma prende veramente malissimo il numero 15, lui che sta giocando al posto di Goa. Vediamo se effettivamente il giocatore con la maglia numero 8 Under Goa potrà entrare al secondo tempo, ci immaginiamo chiaramente di sì, ma poi il tecnico Domenico Perrone ci dirà effettivamente se farà a meno del suo numero 8 oppure se effettivamente lo utilizzerà in campo. Lui che ha fatto anche per lui una buona stagione comunque, si è districato sia nel ruolo di centrocampista che in quello di difesa centrale, insomma giocatore abbastanza duttile da quel punto di vista, poi anche specialista di calci piazzati, ne ha calciati parecchi. Poi Moje si complica un po' la vita cercando di tirare la ruleta ma non passa, buona qui la chiusura a 2 con Chianello che va ad aiutare, in questo caso Farina, poi si cerca il pallone in avanti, casca giù, calcio di punizione, gioco fermo, minuto 14. Adesso i ritmi si sono un attimo abbassati dopo i primi roboanti dei primi minuti, adesso piccola situazione di stallo, risultato di 0-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. La gara è valevole per la 29esima giornata del campionato giovanissimi regionali Under 15, Girone B, Cus Palermo e Panormus si contendono questi 3 punti. Gara di andata invece che è terminata con il risultato di 1-0, dentro casa chiaramente c'era la Panormus, ha vinto tra le mura amiche con il risultato di 1-0, mantenendo dunque la porta inviolata, clean sheet contro il Cus. Tanto palla fuori, rimessa dal fondo, direttrice di gara che indica a Giovanni Anzalone di fatti di procedere con i piedi, lui però si appoggia velocemente da Vitrano. Adesso Turci rilancio in avanti con l'esterno, molto preciso per Di Benedetto, qui la pressione è sempre molto utile da parte di Cappello che dice di no, però Di Benedetto, Billeci, Di Benedetto non vuole rischiare il dribbling, si appoggia saggiamente da Turci, Billeci la controlla con il sinistro, poi si appoggia ancora da Turci che perde forse qualche tempo sulla pressione sempre molto utile questa volta di Alessio Marino, che sembrerebbe aver cambiato la sua posizione perché adesso è più centrale rispetto a prima. Forse anche una soluzione tattica per cercare di scardinare una difesa solida come quella formata da Vitrano e Turci. Tanto si complica troppo la vita a Romano e sbaglia tutto. Riparte la Panormus a cercare Marino, la controlla con la testa, poi Romano allontana, prende addirittura la panchina avversaria, chiaramente in maniera fortuita.
ritmi decisamente più bassi rispetto a quelli iniziali, ma inizia anche a sentirsi la presenza meravigliosa chiaramente del sole, che rende sempre tutto molto più bello, non solo le nostre immagini ma anche chiaramente la giornata in sé. Cutrona cerca il rilancio in avanti ma non trova comunque nessuno, né Marino né Chianelli avevano creduto in questa soluzione del numero 4, che ha provato un po' sta palla in profondità, ma era effettivamente abbastanza complicata. Intanto Turci riparte da dietro con Vitrano, ecco i due centrali che si scambiano il pallone, pressione di Marino, il dribbling ancora di Vitrano che ci fa vedere sempre perché effettivamente la fascia del capitano ce l'ha lui. A personalità sicuramente non gli manca, qui però sbaglia, poi trattiene un pizzico l'avversario, direttore di gara è molto vicino, indica infatti il calcio di punizione e da questa posizione la Panormus può comunque fare male. Vediamo chi batterà, perché il 10 da lì si è preso il pallone. Riccardo Coppola, capitano, numero 10, insomma tutto lui praticamente, e forse anche il calcio di punizione. Tra qui c'è un'immagine bellissima con i compagni che lo abbracciano e gli dicono qualcosa. Anche il tecnico dice qualcosa al proprio numero 10, l'ha chiamato Ricky in maniera abbastanza vezzeggiativa. Forse calcerà, però sul punto di battuta ci sono altri due uomini, dunque occorre capire. Cerrezza e Perino. Le finte, va col sinistro, la palla esce fuori non di molto. Ha cercato di fare girare questa conclusione, non ha trovato la porta, ma comunque azione anche per la Panormus, che però non riesce a segnare questo mancino calciato da Filippo Perino, vice capitano di questa formazione. Ancora Vitrano sotto colui che ha commesso il fallo, che poi è scaturito il calcio di punizione. Moie la controlla, adesso Vitrano esce palla al piede, Moie la controlla molto bene, poi decide di tornare dietro. Turci rischia ancora con questo dribbling, riesce nuovamente bene però Vitrano. Adesso Moia in posizione molto difensiva, col sinistro si appoggia, Billeci cerca i compagni ma non trova nessuna maglia bianca. Adesso Moia cerca di allontanare la sfera quasi per spazzare piuttosto che per cercare effettivamente un compagno. Cutrona salta, Moia lo salta, poi Vitrano con il petto, buono qui l'aggancio, poi Coppola cercando di ottenere il possesso per i compagni più offensivi ma non lo trova. Sarà comunque rimessa laterale per la Panormus, che dunque guadagna sempre di più metri e sta cercando forse di ottenere sempre più consapevolezza, quella che effettivamente la porta in classifica a essere superiore alle Cus, con 8 punti di distacco, 41 per la Panormus, 33 per il Cus. Insomma adesso la Panormus sta cercando forse di dimostrare perché si trova lì davanti rispetto al Cus, che però, ricordiamo, l'azione più importante è stata proprio degli uomini in maglia bianca, proprio degli uomini di mister Domenico Perrone, con la conclusione mancina da fuori da parte di Moie. Manzalone, il lancio in avanti, facile preda però di Cappello, poi prova a metterla giù Cappello, direi Coppola prima, chiedo scusa. Cappello con il tacco, prova la giocata molto fine, difende molto bene il pallone, baricentro basso per lui, poi Morti e Lara, prova ad autolanciarsi, non riesce, poi mette una pezza a Perino addirittura e trova l'inserimento di Cappello, che però è stato pizzicato in posizione di offside. Dunque braccio alzato per la direttrice di gara che indica questo fuorigioco, dunque si spezza, si ferma, si stoppa dunque l'azione della Panormus. Vitrano pressato molto bene, poi la tocca Puleo, adesso Marino prova ad inventare qualcosa all'11, viene fermato da Vitrano che col sinistro cerca di non far uscire il pallone e ci riesce. Adesso Romano la controlla con la testa, lo tallona Farina che non lo vuole fare passare, gli dà tanto fastidio e poi riesce a mettere anche il pallone di rimessa laterale. Poi buona chiusura con forza da parte del giocatore in maglia 2. Però Romano qui commette comunque fallo, si sono scontrati dal punto di vista fisico, mismatch che viene vinto però da Farina, che sta comunque giocando una buona gara da quella fascia. Solitamente Romano
cerca di puntare di più, oggi è un po' più cauto probabilmente anche il lavoro da parte di Farina. Salta Moje, poi Puleo, Cutrona, Marino, l'inserimento di Cappello non arriva, poi Sollena la mette giù, lo insegue Coppola, Santoro saggiamente torna dietro, poi prova una finta molto tecnico, qui va sul destro poi col sinistro, cerca di tentare i compagni, mette una pezza a Perino, poi la tocca Puleo solo per qualche istante, Rezza, poi scivola Turci, Vitrano con il destro, con l'esterno, poi buca l'intervento anche Billeci, Moi adesso un po' di confusione a centrocampo, c'è stata anche un po' di terra che chiaramente non aiuta le due formazioni. Cutrona, qui ottima la giocata, col sinistro, cross al centro, cercherei i compagni, sbuca di testa, ci ha provato Chianello, non ha trovato il pallone, probabilmente anche il sole non avrà aiutato il numero 7, era ottimo comunque il traversone partito dalla fascia sinistra con Cutrona che ha fatto vedere ottimo calcio, qui intanto Moie prova a danzare sulla palla, vuole saltare tutti ma non riesce. Anche il pubblico rumoreggia per l'azione di Kevin Moie, il tecnico dice infatti qualcosa proprio al suo giocatore con la casacca 10, dice va bene il primo dribbling ma poi al secondo devi scaricare i suoi compagni, dobbiamo ripartire. Invece tanto Turci ancora una volta si prende una grossissima responsabilità perché più volte da ultimo uomo sta tentando questi dribbling, questa volta invece va lungo saggiamente. L'anticipo tentato da Prestigiacomo, poi forse tocco di mano ma si continua, va giù, tocco col braccio, avambraccio, insomma è stato un vantaggio che però non si è concretizzata, dunque calcio di punizione per la Panormus con Perino che col suo sinistro tenterà nuovamente questa distanza, non ci immaginiamo una conclusione, però probabilmente un rilancio lungo per cercare forse le torri lì davanti, ma questa comunque sembra abbastanza chiusa con solo Mortillaro praticamente in zona offensiva, anche Santoro in realtà. Perino prende in pieno proprio Mortillaro. Proteggila. Perino cerca addirittura di rilanciare, ma è rimessa laterale. È celeste. Piccola incomprensione, ma infatti possesso palla per la Panormus. Ha preso di Giacomo, lungo, Marino, buona qui la sponda, poi Di Benedetto allontana. Adesso si gioca in questa unica, praticamente in questa piccolissima porzione di ombra, ma veramente l'unica al momento. Poi sole praticamente in tutto il campo, ma con le mani in cappello. Di testa Turci, palla in calcio d'angolo, dunque occasione adesso per la Panormus, minuto 24 di gioco, stiamo per entrare quasi nel 25esimo di questa bellissima partita, ritmi molto alti nei primi minuti, poi forse anche piccole situazioni di stallo con diversi momenti comunque di luce. Cerca sempre che possa accendersi la lucina della partita. Va incontro alla sfera, poi Mortillaro fa addirittura due contrasti e salta tutti. Mortillaro si può lanciare, vuole la fascia destra, la scivolata perfetta di Coppola, il capitano non vuole fare passare il gigantesco numero 9 Di Benedetto, lotta contro Puleo e l'ultimo tocco vediamo di chi è, perché tutto di gara quindi sarà rimessa al fondo. In realtà sembrava che l'ultimo tocco potesse essere del giocatore in maglia bianca, dunque sarebbe stato forse calcio d'angolo, però Dittici chiaramente avrà visto meglio e ha indicato la rimessa dal fondo. Billeci va in contro al pallone, rischiamo molto, Turci allontana spazzando quasi senza pensare, senza badare allo stile. Perino contro Mortillaro, poi viene fischiato subito un calcio di punizione, probabilmente è stato accusato il numero 6 di avere messo le braccia sulle spalle di Mortillaro. Comunque calcio di punizione, minuto 26 di gioco. Sul punto di battuta vediamo Billeci che allarga il gioco su Vitrano.
Il lancio in avanti, cercare l'inserimento di Casisa, la sporca Chianello, sarà quindi rimessa con le mani. Romano, ancora Casisa, con una conclusione così molto alta, quasi si trasforma in un cross, di testa arriva Sollena, poi in presa alta, molto sicuro. Lorino la blocca, non è stato praticamente quasi mai chiamato in causa, se non per l'occasione che abbiamo più volte raccontato, quella capitata a Kevin Moye, che con il sinistro stava trovando il modo di scardinare la difesa avversaria, ma comunque doveva fare i conti chiaramente con Vincenzo Lorino, che ha risposto presente, dunque ha negato la rete numero 11 al giocatore che indossa la maglia numero 10. Insomma, stava cercando di allontanarsi forse da quel numero, ma sembrerebbe non allontanarsi. Nel frattempo è rimasto a terra Piero Di Benedetto, non ci siamo accorti effettivamente per quale motivo. L'azione era completamente dall'altra parte, forse uno scontro con gli avversari o con qualche suo compagno. Nel frattempo viene chiamato anche lo staff medico. Ci auguriamo che sia tutto ok per il giocatore Francesco Di Benedetto. Una buonissima gara al momento per lui, tanta copertura sulla fascia destra, ma si è fatto vedere anche sulla fascia un po' più offensiva, a differenza anche di Casisa, che sembra un po' più bloccato sulla fase difensiva. Lui cerca invece di tentare queste giocate, queste volate sulla fascia, cercando anche di scambiarsi e sovrapponendosi su Santoro, che comunque è un giocatore al quale piace convergere verso il centro, quindi questo chiaramente libera la fascia per il terzino. Minuto 28 nel frattempo di gioco, mancano 7 minuti, poi sarà fine primo tempo. Le squadre andranno all'intervallo e sicuramente cercheranno di riprendersi anche dal punto di vista delle energie spese, perché con questo caldo comunque occorre riposarsi anche un attimo per poi partire a 1000 per questo secondo tempo. Nel frattempo il gioco è ancora fermo con Di Benedetto. No, ma che dita? Che però c'è un cambio, perché intanto Ryan Racem, il cambio con Ryan Kacem, che entra con la maglia numero 16 e si posiziona quindi come terzino destro, perché Di Benedetto effettivamente non ce la fa. Un cambio dunque, sì, con Turci con il mento probabilmente a toccare la palla, poi Billeci lotta Kacem, c'è Cappello e viene subito contrastato dal neoentrato che fa una grande chiusura. Il cambio potrebbe non essere stato in realtà per Di Benedetto, forse è uscito Casisa con Di Benedetto che è passato sull'altra fascia. Adesso cerchiamo di capire un po' come si ridisegna la formazione. Cross al centro, calcio d'angolo, sbuca di testa, palla bene ancora lì e poi allontana Mortillaro, sempre molto utile in questi palloni allontanati. Lotta Santoro che cerca di tenerla in campo contro Cappello, che anche in fase difensiva insomma si fa sentire. Nel frattempo no, vi confermiamo che è uscito Di Benedetto al posto proprio di Ryan Kacem, che dal punto di vista tattico non è cambiato nulla. Si giochiamo con le mani, messa un po' al limite. Puleo lotta contro Sollena, poi Prestigiacomo si appoggia, Perino, pressione da parte di due giocatori addirittura, Santoro e Mortillaro, palla che rimbalza molto velenosa, allontana infatti il portiere, poi Moye con la testa la controlla, addirittura calcia verso il portiere, ma prende comunque male. Nel frattempo ottimo lavoro di Marino, fa un buon lavoro. Adesso prova a uscire con la tecnica Puleo col sinistro, ritorna però molto bene Romano. Poi la palla si impenna un attimo, scontro tra Casisa e Cutrona, ma rimessa laterale comunque per il COS. Risultato di 0-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Gara valevole per la 29esima giornata del campionato giovanissimi regionali under 15 girone B. Mancano
soltanto 2 partite al termine del campionato, questa è la prossima, sarà la 30ª, poi le due squadre saluteranno la stagione, saluteranno il campionato. Cutrona, buono qui l'aggancio, addirittura se ne va via con la suola, buona qui la giocata, cross al centro, cercare Cappello che riesce a vincere il mismatch di fisico con Cacciam, e poi con la suola, una bocca però, adesso il 16 che è fresco e può anche contare sulla sua energia, sicuramente in più rispetto agli avversari, poi sbaglia il passaggio Santoro, poi prova a rimetterla in mezzo, palla alta, esce Anzalone, qui molto attento, anche sulla pressione di Chianello, lui mette tutti d'accordo. Casisa chiude con il tacco, con un ottimo intervento Alessio Rezza, messa con le mani, anche qui un po' al limite la rimessa. Minuto 32, mancano soltanto 3 minuti di gioco, poi sarà fine primo tempo. Moie, ottima la sponda, Santoro, Sollena può calciare, Sollena calcia, viene respinto, poi ancora Sollena! E non trova la porta, ma questo è un grandissimo pericolo per la Panormus, che ha concesso tutto questo spazio al numero 4, che si è ritrovato per ben 2 volte a calciare verso la porta. La prima è stato fermato dall'ottimo intervento da parte della difesa, poi il secondo ha calciato con tantissima potenza. Anche Lorino era comunque rimasto fermo, da lì sarebbe stato veramente complicato riuscire a prendere questo pallone con tutta quella potenza, però tenuto comunque fuori. Poi scivola Moglie, palla in avanti per Cappello che però si ferma, non arriva, nel frattempo è rimasto a terra Kevin Moy, adesso si rialza, il gioco è fermo un attimo, ma speriamo che sia tutto ok per il 10. Nel frattempo rimessa con le mani con Cacem sul punto di battuta. Si chiede il cambio per questa rimessa, anche qui è un po' al limite. Billeci allarga il gioco, Vitrano, ancora Rezza chiude molto bene, poi Chianello si accontenta di concedere la rimessa laterale, era un po' in ritardo in questo intervento. Con le mani Casisa, Santoro, la lascia lì, Mortillaro con la punta per Sollena che però non ci ha creduto. Era buonissima la palla di Mortillaro che si stava vestendo da Asisman per cercare i compagni, però l'idea non è stata capita dal numero 4 che sta salendo veramente tantissimo in questa posizione di mezzala, ma molto spesso quasi alla stessa altezza di Mortillaro, forse anche oltre a volte in questa circostanza. Sollena con la testa, fa un buon lavoro, Billeci col mancino apre verso i compagni, poi Cutrona lotta con Romano, alla meglio il giocatore in maglia bianca, minuto 34 di gioco, mancano 40 secondi, poi sarà fine primo tempo. Allontana Farina, da quella fascia non si passa, lo sta facendo capire più volte il numero 2, con Romano che è abbastanza arginato. Casisa, Vitrano, si diparte dal capitano, la pressione di Chianello, ma è ancora rimessa con le mani, sempre Casisa sul punto di battuta. Viene cercato il movimento dei compagni, adesso può essere ottenuto, ma si perde il possesso. Billeci col mancino. Con l'esterno cercare lo scatto di Cappello, c'è Cacciam in vantaggio, ma è molto veloce il 9, poi rischia, infatti commette probabilmente anche fallo. Il telegare infatti fischia questo calcio di punizione, con il fallo addirittura è stato commesso da Cappello. Billeci cerca di battere sempre più vicino al suo compagno, ma personalità da parte della direttrice di gara che indica invece ai giocatori del CUS di battere nel punto giusto, ovvero quello dove è stato commesso il fallo. Billeci, non è molto rischioso qui, però non c'è nessuno comunque a pressare. Vitrano allunga questo pallone a cercare Romano, poi Farina ancora una volta fa una buonissima chiusura. Partita al momento perfetta da parte del numero 2,
che non sta veramente concedendo praticamente nulla, e con questa azione, dopo soltanto un minuto di recupero, termina il primo tempo, risultato di 0-0 tra Cus Palermo e Panormus. Gara molto vivace, abbiamo visto dei primi minuti sicuramente roboanti dal punto di vista dell'intensità in campo, poi forse nella fase centrale abbiamo visto anche qualche ritmo un po' più basso, cercando forse più delle situazioni di studio, anche fasi di stallo. Poi invece negli ultimi minuti del primo tempo sicuramente i ritmi sono ritornati ben più alti come quelli dei primi minuti. Nel frattempo noi vi lasciamo, ma soltanto per qualche istante, perché sempre qui, sempre su Sport Isoli, avete il secondo tempo della partita tra Cus Palermo e Panormus. A dopo. Si comincia allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta con il primo tentativo da parte della Don Carlo Misilmeri direttamente dal rinvio di Marino. La palla arriva a Lucera, sembra in anticipo il portiere della Nissa che però sbaglia l'uscita, c'è il salvataggio sulla linea e dunque subito prima palla gol per la Don Carlo, che in questo caso poi si deve difendere da un'avanzata sulla sinistra. Parte il cross a ricerca di Vignone, anticipato, la palla arriva a Fragapane che calcia raso terra, facile per Simone Marino. Dall'altra parte Don Carlo che attacca ancora con Lucera, ispiratissimo, cercato e trovato da Concialdi, sterzo del primo avversario, salta del secondo avversario, calcia con il destro di potenza, palla sopra la traversa, la disperazione di Raimondo Lucera. Dall'altra parte Concialdi in back cambro che arriva sul fondo, mette al centro l'uscita sui piedi di Matera che non riesce nel tapin vincente. Poi calcio di punizione per la Don Carlo, minuto 25, il solito piede sinistro di Concialdi a cercare il colpo di testa di Giuliano, palla sulla traversa, opportunità che sfuma per la Don Carlo Misilmeri che poi ci prova con un calcio di punizione. Sulla palla c'è Ambro, ma soprattutto c'è Piero Concialdi che parte col sinistro a cercare il secondo palo, palla che sorvola la traversa, è un assolo della squadra di Aronica che attacca sulla destra con Sino, il quale prova ad accentrarsi, salta il primo avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia e trova l'opposizione del portiere, palla in calcio d'angolo. Attenzione però a quest'ultimo tentativo del primo tempo con la Nissa che ci prova, la palla arriva ancora a Fragapane che sorvola la traversa di pochi centimetri. Veniamo al secondo tempo allora, che viene anticipato da questa opportunità per la Don Carlo. La palla arriva sul secondo palo per Mendola, la respinta provvidenziale in calcio d'angolo. Veniamo adesso allora al secondo tempo, che parte subito con un'opportunità dopo una decina di secondi per la Nissa che attacca sulla fascia di destra, propone questo cross al centro, c'è la sforbiciata, è fermo Marino, la palla sorvola la traversa. Veniamo allora dall'altra parte con Lucera che salta un avversario, si presenta tu con il portiere, apre il piattone e porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, torna a segnare e vola in doppia cifra Raimondo Lucera, l'uomo in più della Don Carlo Misilmeri in questo finale di stagione, quasi sempre in gol il numero 11. Poi pochi minuti più tardi Sino indirizza per Concialdi che decide di crossare col destro, arriva sul secondo palo Riccardo Pellegrino e subito il raddoppio della Don Carlo. Sono passati appena 4 minuti dall'inizio della ripresa e il terzino sinistro misilmerese torna titolare e torna al gol, ma qui cioccolatino vero e proprio da parte di Piero Concialdi. Non sarà l'ultimo della sua partita, qui contropiede della Don Carlo che gioca sul velluto, proprio la palla per Concialdi che controlla, salta nettamente un avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia dal limite, la palla sorvola di poco la traversa. È uno show della squadra di Aronica e qui però deve tornare a difendersi su questo calcio angolo. Il colpo di testa e la parata da parte di Marino che si sdraia sul secondo palo e la mette in calcio d'angolo. Altra palla inattiva interessante per la squadra di Sferrazza che propone questo cross al centro, altro colpo di testa e ancora molto difficile la parata di Simone Marino. Poi veniamo al 20° della ripresa con Manfred che entra e innesca subito Sino, il quale si presenta alla conclusione, palla che sbatte sul palo, occasione per lo 0-3 per la Don Carlo Misilmeri che poi riparte ancora con Manfred, la palla per Concialdi in campo aperto, potrebbe andare a calciare il numero 10, però vede con la coda dell'occhio Raimondo Lucera che deposita nella porta spalancata il gol del 3-0, doppietta personale, ancora una marcatura multipla per l'ex giocatore del Palermo che dunque porta la sua squadra a 3 lunghezze di vantaggio. Nissa praticamente disarmata che ci prova più con la forza della disperazione che con altro. Occasione qui sulla fascia di destra con un'altra palla messa al centro, il colpo di testa e Marino si supera, altra parata straordinaria da parte del portiere della Don Carlo Misilmeri che qui ancora deve difendersi con l'altra palla messa al centro, il tiro al volo di sinistro, palla sopra la traversa, non molla, almeno prova a non mollare la Nissa già contestata dal suo pubblico. Dall'altra parte sul velluto la Don Carlo, angolo di Concialdi per Manfred e ci vuole il miracolo
per evitare il gol dello 0-4, gol dello 0-4 che però arriva tra poco con Cialdi, grande sterzata sul primo avversario, altro dribbling, palla sempre incollata al sinistro, spiazzato il portiere, 0-4 e come potete sentire sullo sfondo gli applausi del pubblico del Marco Tomaselli, lo sportivo pubblico di Fede Missena, che non può non ammirare questa perla da parte del numero 10 che poi all'uscita al campo, come sentite, viene tributato del giusto e meritato applauso da parte del pubblico della Marco Tomaselli. Vogliamo chiudere i nostri ragazzi con queste immagini, poi il triplice fischio, vince la Don Carlo che torna a sperare la qualificazione ai playoff, si mette male per la Nissa. Cus Palermo che invece viene da una striscia di risultati utili consecutivi che hanno consentito di riaprire clamorosamente la corsa per la salvezza. Iniziamo con il film della partita, con il calcio di punizione di Ciccio Maggio, che come sempre è un pericolo sulle palle inattive. Poi il calcio di punizione di Cardinale, la palla che rimane nel cuore dell'area di rigore, viene allontanata dalla difesa del Cus Palermo, poi rimane però a disposizione della squadra di Pagano, che effettua questo cross con la palla che arriva sul secondo palo, il colpo di testa che sorvola la traversa. Poi ancora Sanyong per il Marineo con questo inserimento tentato e la conclusione che si perde sul fondo da parte di Sanna Sardo. Poi dall'altra parte calcio di punizione per il Cus Palermo con la palla che spiove, per poco Fofana non la riesce a correggere, la palla gli sbatte letteralmente sul petto prima di perdersi fuori. Poi Kubi cerca di liberarsi al limite dell'area, pallone poi messo in mezzo ancora per Fofana, che questa volta con i piedi non riesce a indirizzare verso la porta avversaria. Ma veniamo all'azione che si sviluppa dall'altra parte col Marineo che attacca sulla sinistra con il cross che arriva a centro area, colpo di testa e palla che si perde sul fondo. Cardinale vicino alla rete del vantaggio. Poi ancora attacca la squadra di casa con questo tentativo di Maggio deviato in calcio d'angolo. Anima della squadra come sempre Ciccio Maggio, ma attenzione a questa azione con Ciancimino che mette in mezzo, non arriva Sanyong, arriva invece Michele Di Maggio per il vantaggio dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo. Esplode il pubblico di Fede Marinese, esplode la squadra guidata da mister Pagano, che dunque passa a condurre per 1-0. L'esultanza di gruppo al centro del campo, Marineo che insiste, Cus che accusa il colpo, qui ancora Di Maggio, questa volta si allarga sulla destra, mette in mezzo il pallone, c'è l'anticipo da parte di Carollo che dunque torna al centro della difesa del Marineo. Ma attenzione a questa bomba da parte di Favata che si va ad insaccare sotto l'incrocio dei pali, non può nulla la Min Sisei. 1-1 e gran gol e grande festa per uno dei frutti del settore giovanile del Cus Palermo. L'esultanza davanti alla panchina cussina, Cus Palermo che insiste, qui Sheriff con la giocata tra le linee, il servizio per Fofana che viene toccato duro da Maggio, l'arbitro non ha dubbi, concede calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il grande ex della partita, ovvero sia Mustacciolo, che prende una rincorsa molto breve ma calcia perfettamente sotto l'incrocio dei pali. Il vantaggio, il sorpasso del Cus Palermo e poi l'esultanza un po' provocatoria, un po' polemica da parte di Mustacciolo, che ha iniziato la stagione con il Marineo e adesso è uno dei leader tecnici e non solo del Cus Palermo. Cus Palermo che qui deve difendersi da questo tentativo da parte del Marineo, che pareggia subito il conto con il giovane Sanna Sardo, prodotto del vivaio del Palermo, che è il più lesto e il più preciso ad insaccarla, battuto di salvo in un duello tra baby di assoluto avvenire. E ancora parità, è 2-2 al comunale di Marineo proprio poco prima che il direttore di gara mandi le squadre negli spogliatoi. Un primo tempo vibrante, ma il secondo tempo si preannuncia ancora più intenso, ancora più spettacolare al comunale di Marineo, con la palla rimessa in gioco e con l'Oratorio che torna subito ad attaccare qui sul fronte sinistro. Poi converge Ciancimino che non riesce a dare giusta precisione alla sua conclusione di destro. Qui calcio d'angolo per l'Oratorio con la palla che viene parzialmente allontanata da Carollo, viene rigiocata nel cuore dell'area, c'è Ciccio Maggio sul secondo palo, controllo e destro, battuto di salvo, 3-2, ancora in vantaggio la squadra guidata da Peppe Pagano con il suo capitano che va a bersaglio. Poi calcio di punizione, ci prova Sainei Sanyong, palla sopra la traversa, Di Salvo controlla la traiettoria, dall'altra parte Scozzari con il cross al centro, interviene Nuccio, forse Amici di Sportisili, siamo tornati live per commentare il secondo tempo di questa bellissima partita tra Cus Palermo e Panormus. Risultato, come può indicare anche il nostro tabellino, è di 0-0, partita a due volti, con un inizio di primo tempo sicuramente molto acceso,
Due formazioni che si sono date battaglia a fine dei primi minuti, lottando praticamente tutti i palloni. Poi una fase centrale un po' di stallo, poi nella fase finale del primo tempo si è ritornati un po' ai livelli e ai ritmi del primo tempo, dei primissimi minuti. Nel frattempo non ci sono stati cambi, ma noi vediamo subito l'inizio per questo secondo tempo con il CUS Palermo che controlla il primo pallone. Turci cerca il rilancio in avanti, scatta Kacem con l'ottima chiusura da parte di Prestigiacomo che sta facendo vedere comunque delle buone chiusure dalla sua fascia. Messa con le mani, cercare Mortillaro, viene sempre cercato lui, poi finta di corpo su Moie e pallone spazzato in avanti. Casisa col mancino, Moie la controlla molto bene, poi si appoggia dietro. Vitran, palla in avanti. Marino la controlla, prova a girarsi in mezzo a due maglie bianche. Ottimo che lavoro di Billeci, ma riesce comunque a passare, allarga il gioco. Cutrona, buona qui la sua giocata, poi con l'esterno si appoggia da Marino, palla però imprecisa, poi Coppa di cerca di prenderla quasi col braccio in realtà. Prestigiacomo controlla e spazza in avanti, palla però assolutamente imprecisa, sarà dunque rimessa laterale per il CUS Palermo che palla su Moie, prova a girarsi, buono qui il lavoro di fisico, poi allarga il gioco da Casisa che può prendersi la fascia sinistra, c'è lo spazio, fa centrare dai compagni ma ottiene soltanto il recupero di Puleu. Poi lotta anche Moie, palla che si alza, Coppola mette tutti d'accordo allontanando la sfera, poi lo scontro tra Turci che esce con la gamba un po' alta ma anche Marino, insomma tutto regolare però. Minuto 37 di gioco, siamo entrati infatti al secondo minuto del secondo tempo. I primi 35 minuti non sono riusciti a dare un verdetto chiaro. Nel frattempo viene fischiata una rimessa laterale, la panchina del CUS dice di no, però è stata comunque fischiata. Anche perché comunque il CUS stava cercando di attaccare, c'era Mortillaro che cercava la migliore posizione da lì. Nel frattempo c'è anche un uomo che si riscalda per la Panormus, poi cerchiamo di capire di chi si tratta e poi soprattutto al posto di chi. Ma come diciamo proprio nella nostra intro, anche la differenza la si può fare dalla panchina, perché questa presenta veramente tanti giocatori, una panchina abbastanza folta, li possiamo vedere effettivamente anche dai nostri schermi. Panormus invece soltanto 5. Gioco che viene allargato, Casisa col sinistro cerca l'incursione centrale, viene allontanato il pallone da Rezza, poi Marino lotta con Billeci che dice di aver toccato il pallone, non è d'accordo però. Il giudice di gara sarà quindi calcio di punizione. Sul punto di battuta vediamo con la maglia numero 5 Alessio Rezza. Vicino a lui c'è Perino ma anche Farina. Lui però va a lungo col sinistro, cercare lo scatto con Cutrona di testa che la tocca, poi Turci allontana, può ripartire adesso il CUS con il Romano che prova ad inventare, però forse c'è stata una deviazione, non è che termina fuori, sarà dunque rimessa laterale comunque per il CUS in zona A. Invece no, perché l'ultimo tocco è stato invece proprio il Romano, dunque rimessa laterale per la Panormus. Farina, buono quella calcio con il petto, fa un'ottima chiusura qui Casisa che non fa girare Cutrona, concedendogli soltanto il controllo con il petto, ma poi dandogli praticamente fastidio per farlo girare. Di testa Mortillaro, Cutrona con l'esterno, allontana la sfera ed è facile preda di Turci. Vediamo se ci regala ancora un dribbling il numero 5, questa volta no perché va lungo in avanti, cercare Kacem, palla però sbagliata in questo caso, dunque
Stiamo per entrare nel minuto 40 di gioco, 5 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, ritmi che effettivamente stanno un po' confermando quelli visti nella fase centrale della partita, quindi fase di studio, con due squadre che non vogliono spingersi troppo in avanti, non vogliono cercare di trovare la giocata, ma stanno cercando di aspettarsi, forse per non concedere il fianco, così per utilizzare una terminologia comune nel mondo della scherma, non vogliono dare il fianco, quindi probabilmente non invitano nemmeno la formazione ospite. Ma nel frattempo ci sono cambi perché lascia il campo uno dei migliori al momento in questa partita. Si tratta del numero 9 Pietro Cappello. Al suo posto entra Antonino Giuliano, che ci ha fatto compagnia tra l'altro sotto i nostri schermi durante il primo tempo, essendo il guardalinee incaricato. Adesso però spazio per lui in campo, esce uno dei migliori Cappello, tantissima pressione. Poi dal punto di vista concreto non ha avuto delle occasioni per calciare verso la porta, però comunque è sempre stato molto attivo in campo, ha fatto tanti movimenti cercando di districarsi tra la fascia sinistra e la zona centrale del campo. Nel frattempo rimessa dal fondo con Lorino che guadagna qualche secondo. Rezza col mancino, allontana, poi la controlla 2 volte addirittura il neentrato Giuliano. Poi buona qui la chiusura di Cutrona con il fallo che viene fatto da Romano. Calcio di punizione dunque per la Panormus, intervento irregolare di Romano su Cutrona. Rezza sta sistemando il pallone, andava probabilmente lungo col mancino, ma è una giocata abbastanza tipica, infatti fa proprio così, cercare proprio Giuliano che la controlla, ma soltanto per qualche istante. Vitrano comunque non riesce a riprendere questo pallone, sarà dunque rimessa laterale, zona offensiva per la Panormus con Farina che si è spinto poco in realtà nel primo tempo. Questo secondo tempo invece stiamo vedendo forse un po' più di spazio per lui, ma nel frattempo c'è anche un cambio per il CUS Palermo, e il secondo con Santoro che lascia il campo, ad entrare con la maglia numero 14 Cristian Nella Corte, che sicuramente uno degli osservati speciali per questa partita. Ce lo si aspettava forse anche dal primo minuto. Nel tempo subito il batticinque con Moglie. Se i due effettivamente si scambieranno la posizione, con la Corte che giocherà un po' più indietro e Moglie invece un po' più avanti sulla fascia, però supposizioni queste. Farina con le mani, cercare Cutrona, la tocca Casisa, poi Cutrona mette la palla al centro, troppo sul primo palo, facile preda di Anzalone che ringrazia, e dunque può ripartire con questa rimessa dal fondo su Vitrano. Con la testa Cutrona, poi Billeci allontana col sinistro, in anticipo c'è Coppola, poi Romano con il quadricipite addirittura Farina, palla rimane comunque in campo ma soltanto per un istante perché non riesce a tenerla in campo con la maglia numero 7 Chianello. Sarà dunque rimessa laterale per il CUS che ripartirà da dietro con questo possesso. Casisa si appoggia dietro saggiamente da Vitrano, lascia rimbalzare il pallone, la pressione di Giuliano, palla orizzontale su Turci che si appoggia, Billeci col mancino, inclusione centrale con Mortellano che fa un grandissimo lavoro da pivot, e poi vede l'inserimento di Moglie con il petto, la controlla, Moglie può calciare e poi viene fermato dall'ottima chiusura difensiva da parte di Farina. Però effettivamente credo che abbiamo indovinato il cambio dal punto di vista tattico, perché Moglie sembra adesso più avanti con la Corte che invece giocherà a centrocampo. Dunque un cambio dal punto di vista tattico che c'è stato in questo secondo tempo per consentire forse anche a Moglie di avere meno metri e quindi cercare di controllare meno la palla ma essere più vicino alla porta. Probabilmente per un giocatore come lui potrebbe essere importantissimo concedergli quello spazio. Nel frattempo si lotta a centrocampo con la Corte che la tocca dopo il passaggio di Billeci, ma la palla rimane ancora lì, la controlla con la testa Giuliano, palla che si impenna, Cacciame non la vuole fare rimbalzare, fa un buon lavoro, poi allontana su Moglie con la testa, però Prestigiacomo si ritorna adesso con Moglie con il tacco molto elegante, Mortillaro la controlla ma viene fermato, poi salta Giuliano, Turci gli dà fastidio, aumenta il volume, Vitrano, Casissa la controlla con il piede e poi con il petto e allontana su Moglie che questi palloni li ama, e infatti attacca la profondità, Moglie può calciare, Moglie
poi buca la palla praticamente, non è riuscito a calciare con la solita convinzione il numero 10, ma grande palla di Casisa che probabilmente sa che il compagno questi palloni sulla profondità un po' vacanti, possiamo dire, con il difensore che era nettamente in vantaggio, ma lui con la sua velocità comunque li attacca sempre e ha fatto capire perché effettivamente l'attacca, ha bruciato in velocità. Nel frattempo cartellino giallo per Billeci, forse non ha rispettato la distanza. Il primo cartellino giallo di questa partita molto corretta, non ci sono stati infatti degli interventi irregolari, tutto nella norma, comunque era abbastanza serena, molto tranquilla, classica partita da fine campionato dove la classifica comunque è già ormai praticamente decisa, sia da una parte che dall'altra, c'è qualche cambiamento che si può fare chiaramente, ma sono veramente pochi i cambiamenti. Nel frattempo calcio di punizione con Rezza che andrà come sempre, ormai ci abituati, col suo sinistro lungo. Cerca i compagni, tocca lì Billeci, la palla rimane sempre lì, la corte, ottimo il suo dribbling, poi col sinistro fa vedere tutta la tecnica e allarga il gioco verso Mortillaro, chiude Prestigiacomo, poi ancora una volta la corte, alza la gamba un po' troppo alta Cutrona con il cartellino giallo che arriva pure nei suoi confronti. Molto fiscale in questo caso, però comunque è stato commesso fallo. Cutrona non ha visto in realtà l'arrivo forse del suo avversario. Nel frattempo calcio di punizione con Vitrano sul punto di battuta, direttrice di gara che indica dove posizionarsi a Giuliano appena entrato. Uno dei cambi, il primo per la Panormus, il secondo della partita, dei 3 totali invece che abbiamo già avuto. L'ultimo è stato quello di La Corte. Tanto palla di Vitrano, buca l'intervento, Moie e poi la lì da Moie. Si tratta di Casisa che addirittura ha anticipato Kevin Moie che stava calciando praticamente con tutta la porta sguarnita. Lui si è inserito all'ultimo, voleva trovare lui il gol, ma non ci è riuscito veramente per pochissimo, l'ha praticamente svirgolata, ma nel frattempo c'è spazio per un altro cambio, il quarto della partita, perché Marino lascia il terreno di gioco ed entra con la maglia numero 15, questo diciamo il nome, Salvatore Bruno. Quindi cambio per la Panormus, 2 cambi per parte in questo secondo tempo, minuto 47 di gioco, ma la gara comunque è di 0-0. Cutrona, Casisa, la corte, sempre molto elegante, poi si incespica sul pallone, palla in profondità cercata per l'inserimento di Chianello, poi Casisa si appoggia, Anzalone, palla lunga, la tocca Farina ma sbaglia il controllo, Romano il dribbling, l'ultimo tocco sembra di Romano e invece no, perché l'ultimo tocco è stato dato alla... Ultimo tocco della Panormus, poi Moie, grande qui la giocata, in mezzo a 2, Moie riesce a passare e sul sinistro può calciare, poi la parata perfetta, poi si chiede un tocco col braccio che arriva, calcio di rigore per il Cus Palermo, calcio di rigore per il Cus Palermo, ma che giocata Kevin Moie, ha fatto vedere tutta la sua potenza atletica, con un sombrero, una palla che era praticamente persa, ma non per un giocatore come Kevin Moie, che effettivamente se indossa la maglia numero 10 un motivo ci sarà, e ha fatto vedere tutta la sua forza. Sombrero sull'avversario, poi sistema la palla, dribbling, calcia col sinistro con potenza, miracolo di Lorino che ha fatto comunque una grande parata, però tocco col braccio, dunque calcio di rigore. Adesso ha l'occasione per poter portare il Cus in vantaggio, dal dischetto si presenta Samuele Mortillaro, dunque non Moie, il numero 9 vuole calciare lui, vuole essere lui il protagonista oggi di questa partita, vuole essere lui colui a sbloccare il risultato sull'1-0. Va Mortillaro e sblocca la partita, spiazza il portiere ed è 1-0 l'esultanza con tutti i compagni. Gol meritatissimo per quello che effettivamente il campo oggi ci sta raccontando, con il Cus che sta giocando una grande partita, molto sfortunata, più volte vicina al gol, non con azioni nitide forse, però più che altro con delle azioni costruite, corali di squadra, e poi trova il gol del vantaggio, lo fa con il proprio numero 9, ma sulla giocata e sull'invenzione soprattutto del 10 Kevin Moie. Bravo Ca.
stato nel frattempo un cambio per la Panormus. Adesso cerchiamo di capire di chi si tratti. Minuto 49, adesso vi diciamo. Dentro con la maglia numero 16 Adriano Corrao, però vediamo che è uscito. Allora, subito per Corrao, chiude Vitrano, poi palla che si impenna, Cutron se la porta avanti con il braccio. Dovrebbe essere uscito Puleo. Moie allo spazio, ma il gioco è fermo. Calcio di punizione per il Kos, un po' di confusione adesso in campo con il calcio pazzetto viene battuto rapidamente. Turci che ha ricevuto da Billeci, c'è la pressione anche di Corrao che però si ferma. Poi il rimpallo su Mortillaro che stava quasi per favorire lo scatto di Kacem. Turci con la spalla addirittura, poi forse commette fallo 2 volte, ma si continua. Poi con il petto Rezza, con una buona chiusura su Moie. Palla che si impenna, casca giù, Coppola. Sbraccia troppo qui Moie. Sarà difatti calcio di punizione, minuto 51. Mancano 19 minuti. Gara comunque molto aperta, partita a tutti i risultati. Però per chi si fosse sintonizzato in questo istante, al minuto 48 il rigore. Tanto calcio di punizione. Qualche decisione che non piace probabilmente alla panchina ospite. Diciamo quindi che è stata sbloccata dal calcio di rigore di Samuele Mortillaro sulla magia di Moie, che è stato dal cambio di posizione, ha decisamente cambiato la sua partita. Lui forse vuole giocare un po' più avanti per cercare di avere maggiori possibilità di puntare l'uomo l'uno contro uno, che è probabilmente la sua giocata migliore. A tempo calcio di punizione dunque per la Panormus e proteste, invece chiaramente la panchina di casa del Cus Palermo, non della Panormus, come ho detto erroneamente. Rezza, Vitrano, gamba alta, e prova la conclusione Farina, favorisce poi il destro da parte di Corrao che ci ha provato, appena entrato, occasione subito per lui. Comunque ha cambiato i uomini più offensivi. Adesso Giuliano e Corrao sono molto alti. Dovrebbe essere uscito Chianello con la maglia numero 7, perché effettivamente non lo vediamo più. Quindi il cambio di prima è stato dentro Adriano Corrao, fuori Chianello, che ha fatto un buon inizio di partita, poi un po' più sottotono, ma chiaramente perché il Cus ha cercato di imporre il proprio gioco. Quindi Turci, Puleo, adesso Coppola, anticipo di Mortillaro, palla che si impenna, rimessa laterale per il Cus con Kacem che si appresterà a battere con le mani. Billeci in anticipo. Viene chiesto anche un calcio di punizione, ma non viene fischiato. Moie con la testa, allunga, Mortillaro, lotta con Perino. Risultato al momento speculare con la gara di andata che è terminata proprio con il risultato di 1-0, però chiaramente per la Panormus, con il gol decisivo firmato dal vice capitano oggi Filippo Perino, maglia numero 6. Poi scivola Casisa. Buono qui il dribbling, parte è intentato Giuliano che cerca in compagnia rimorchio, palla intelligente e calcia. Ci ha provato Puleo, grande azione qui della Panormus che risponde dopo il gol subito al minuto 54 con questa invenzione di Giuliano che si è preso tutta la fascia destra, approfittando anche dello scivolone di Casisa per mettere una palla a rimorchio. Molto intelligente, poi è arrivato l'inserimento di Puleo che però non ha calciato bene, facile preda dunque di Anzalone. La Corte, spracciano i due. Casisa ancora una volta, palla geniale per Moie che la controlla, ma incontro due avversari, questa volta deve forse un po' rendersi, poi prova l'aggancio, Rezza alza ancora questa palla, Moie
continua imperterrito a voler prendere il pallone. Sarà calcio di punizione, fallo questa volta di Moye, che da quella distanza era riuscito comunque a trovare la magia che poi ha sbloccato il risultato, non con un gol, ma poi con un tiro che ha scaturito chiaramente il tocco col braccio. Nel frattempo ancora un cambio, fuori Romano ed entra con la maglia numero 13 Nicola D'Antoni. Dunque un cambio difensivo in questo caso per il CUS Palermo, che probabilmente cercherà di difendersi. Vediamo dove andrà a giocare D'Antoni. Andrà a giocare come esterno sinistro, però un giocatore comunque più difensivo, forse anche per concedere sempre più metri a Moye, e dunque lui magari aiuterebbe forse un po' più in fase difensiva. D'Antoni, primo pallone toccato, poi ottimo il diving di Casita che viene ancorato da Giuliano. Era un intervento a sanzionare, però si continua con Moye che calcia, e la parata perfetta da parte di Lorino, però il gioco era comunque fermo, pizzicato in posizione di offside, ma questa nuova posizione di Moye chiaramente ha cambiato la partita. Nel frattempo fuori Farina, buonissima partita nel primo tempo, poi un po' sottotono nel secondo. Al suo posto entra Emanuele Spagnolo, maglia numero 17. Vediamo se dal punto di vista tattico cambierà qualcosa o meno. Sembrerebbe di no, perché il giocatore si sta posizionando proprio nella stessa posizione del compagno numero 2 Farina. Comunque non cambia nulla. Nel frattempo D'Antoni invece si è schierato proprio come esterno sinistro, lo vedete proprio sotto i nostri schermi. Andrà a marcare il neo entrato dall'altra parte, forse un cambio anche per questo, per cercare di mettere nuova linfa. Casisa sbaglia tutto. Cutrona alza il pallone, cerca i compagni, poi Vitrano chiude. Ottimo l'intervento difensivo da parte del capitano. Gara perfetta per lui, soltanto un errore nella fase centrale del primo tempo, poi sempre molto preciso. Cutrona, ecco il nientato Spagnolo, palla rimane lì, Puleo danza sul sinistro, poi cerca lo spazio per concludere, ma viene fermato l'ottimo intervento difensivo, viene poi lanciato Moye che si ferma, attenzione, e questa è una brutta notizia, si è fermato Moye dal nulla, e qua potrebbe essere qualcosa di muscolare, ma chiaramente non possiamo fare delle diagnosi da qui, però stava correndo, si è fermato tutto d'un tratto, abbastanza arrabbiato. Vediamo se ci sarà effettivamente subito un cambio, perché sembrerebbe di sì, però si è rialzato. Questa chiaramente è una notizia positiva, però sembrerebbe non farcela Moye. Questa chiaramente è una notizia non piacevole, perché perdiamo uno dei giocatori più importanti di questa partita, ma il cambio infatti arriva con l'ingresso da parte di Roberto Vetrano, maglia numero 19. Vetrano con le mani, ma ha restituito probabilmente il gioco. Ma c'è stato anche un altro cambio. Sì, me la sto L'ha dando. messa entrato Giuseppe Di Cristina, maglia numero 13, è l'unico effettivamente che non ha fatto ancora il suo ingresso. Si posiziona lì davanti, però adesso cerchiamo di capire per chi. Ma la butta da fuori. No, no. In teoria è nostra, devo andare a questa canale. Ragazzi, è tutto da Gioca in due, però probabilmente avremo una restituzione della palla. Mortillano, D'Antoni. L'ultimo tocco in realtà è stato proprio del CUS, dunque per questo Mortillano non ha restituito il pallone. Al massimo sarebbe stato se il pallone fosse stato dato alla Panormus, allora lì in quel caso ci sarebbe stata la restituzione del pallone con la sfera che sarebbe andata alla squadra bianca, che attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Kacem, buono qui il suo lavoro, poi si alza un po' di polvere, lottano, ancora Kacem, ottimo il suo contrasto su Prestigiacomo, poi la controlla Vetrano con l'addome addirittura, cerca lo spazio, vediamo se calcia, Vetrano calcia adesso, smorza, poi sbaglia il tocco alla corte, ci ha provato col sinistro
Era una conclusione giusta quella di La Corte, che però non è stata presa bene dal mancino, che solitamente è molto interessante di Cristian La Corte. Nel frattempo c'è un piccolo cambio tattico per la Panormus, perché Reza addirittura da difensore centrale passa in attacco, con invece Bruno che si schiera come difesa centrale. Infatti lo vedete Reza essere accanto a Vitrano, da numero 5 lui va a giocare lì davanti, così da numero 9. Sarà comunque calcio d'angolo, minuto 60, mancano 10 minuti di gioco. Però ci sono ancora uomini del CUS Palermo che si riscaldano, dunque ci immaginiamo anche qualche altro cambio. Disponibili ancora Gabriele Catanese, Gianluca De Carli e Francesco Motisi. Ci sta spazio anche per loro. Palla sul primo palo, allontana la Panormus. Poi viene presa anche la direttrice di gara, ma si continua. Di Cristina cerca un pallone in profondità, però la difende Casisa. Ottima partita per il laterale mancino. Qui rischia Anzalone, ma si appoggia proprio dal compagno maglia numero 3. Sollena. Mortillaro non passa il pallone, vuole la giocata da solo. Mortillaro, grande giocata, Mortillaro! Ma cosa ha combinato Mortillaro? Gol eccezionale per lui. 2-0 CUS Palermo, lo fa al minuto 61 con Mortillaro che si inventa una giocata da urlo. Che gol! Nega il pallone ai compagni, che effettivamente sembravano essere messi meglio in posizione. C'era sulla fascia sinistra D'Antoni che stava chiedendo a gran voce il pallone. Mortillaro invece ha deciso di fintare, saltare due uomini con grande velocità e poi con il sinistro fare un piccolo tocco morbido che ha fermato il risultato dall'1-0, l'ha spostato sul 2-0. Poi l'esultanza da parte delle CUS Palermo, ma proprio sull'esultanza arrivano anche i cambi, perché Catanese è pronto per entrare con la maglia numero 17 proprio sul risultato di 2-0, e chissà che il tecnico non ne conceda la standing ovation al proprio numero 9 che ha realizzato doppietta personale per lui, rigore e poi un grandissimo gol che si può fare soltanto se si hanno delle grandi doti tecniche, chiaramente. Non mancano il numero 9, adesso viene cercata ancora, Mortillaro salta, palla che viene allontanata dalla difesa, poi il gioco viene allargato, c'è D'Antoni col mancino, cerca l'inserimento di La Corte che sul sinistro può crossare, arriva adesso il cross, viene sporcato, poi facile preda di Lorino, vuole concludere quindi con una vittoria in casa il CUS Palermo. Al momento 2-0, minuto 62 di gioco, è sempre più vicina questa vittoria con la doppietta decisiva di Mortillaro. Reza può attaccare la porta, è sul destro, poi ancora una volta la diagonale perfetta di Francesco Casisa. Un grandissimo lavoro. Nel frattempo Catanese sta aspettando il suo momento. Esce Billeci. C'è in panchina anche Gowa, in realtà avevamo dimenticato il numero 8 perché doveva partire dal primo. Quindi fuori Billeci, dentro spazio per Catanese, un cambio offensivo in questo caso dopo quello difensivo proposto poc'anzi. Quindi calcio d'angolo con Coppola che guadagna diversi metri in realtà, però forse la bandierina non è il massimo, però è abbastanza evidente come sia ben lontana dalla lunetta. E infatti qui l'arbitro dice di andare indietro, giustamente, ed è anche cartellino giallo per Coppola. Però forse c'è una zolla lì. Sarà quindi calcio d'angolo con Coppola che adesso ha sistemato la palla nel posto giusto. Andrà con il sinistro. Ci sono un po' tutti in mezzo all'area di rigore. Rimane dietro soltanto Perino. Forse per qualche eventuale ripartenza, ma in realtà anche Spagnolo. Va Coppola col sinistro morbido, allontana poi il CUS con Casisa, sempre uno dei migliori oggi.
Poi lottano con Bruno, anziché sta con Rao. Allarga col sinistro, c'è la posizione forse irregolare, ma si continua, cross al centro, mette la mano Anzalone, pari lì e poi sollena, allontana, si va vicino al gol. La Panormus, palla velenosa con Anzalone che ha messo la manona, messa laterale. Palla che si impenna, Mortillaro lotta, commette però fallo il giocatore in maglia numero 9 che al momento sta decidendo questa bellissima partita con 2 gol, calcio di rigore e poi una perla assoluta. Adesso ci sarà un altro cambio perché lascia la partita Casisa, uno dei migliori in assoluto. Partita perfetta. Ed entra con la maglia numero 18 Gianluca De Carli, quindi adesso mancano soltanto Goa e Motisi, poi sono praticamente entrati tutti per le corse, ma non vediamo altri uomini riscaldarsi, dunque forse terminerà così la partita, almeno con questi 22 in campo. Calcio di punizione, battuta potente in mezzo. Poi Mortillaro la controlla con la suola, male però. Regala infatti un calcio d'angolo. Errore anche per lui dopo 2 gol, credo che gli si possano anche perdonare questo errore. Sarà quindi calcio d'angolo con Coppola che ancora una volta litiga un po' con la bandierina. Poi la svirgola, tentando un cross Perino, la controlla Coppola, riesce anche a tenerla in campo, ancora Perino, la mette in mezzo, poi Turci, palla che si impenna con Anzalone che stava rischiando quasi di farsi oltrepassare dal pallone, ma riesce comunque a bloccare molto bene Anzalone. Vitrano fa scattare D'Antoni allo spazio, ma non arriva il 13, comunque ringrazia il compagno per la buona idea. Poi Di Cristina Corrao cerca passaggio verso Rezza, tentato da Antonino Giuliano che comunque è entrato bene in questo secondo tempo, un buon ingresso, però non è servito per cercare di sbloccare il risultato, perché poi è stato sbloccato dalla doppietta di Samuele Mortillaro che sicuramente si candida a essere il man of the match. Cerca di utilizzare anche i termini inglesi. Nel frattempo palla che si impenna, lotta sulla linea di fondo, riesce anche a passare, ha fatto una buona giocata qui in questo caso Kacem. Il gioco è stato fermato comunque prima, quindi in questo caso l'ingresso di De Carli fa posizionare proprio lo stesso giocatore sull'out di destra con D'Antoni che forse ha indietreggiato il suo raggio d'azione giocando più indietro con Catanese, invece ce lo immaginiamo un po' più avanti, anche se però in questa posizione sembrerebbe un centrocampista, ma gli schemi forse sono un po' andati anche a non essere seguiti, ecco. Risultato di 2-0, manca veramente pochissimo, 2 minuti di gioco, poi sarà triplice fischio, calcio di munizione intanto con la corte col sinistro, trova Mortillaro, era un'ottima palla messa perfetta da Cristian Lacorte che fa vedere che col suo sinistro può fare veramente delle cose eccezionali. Mortillaro forse sbaglia la cosa più semplice oggi, perché dopo aver fatto quel gol, quel secondo gol, questo era veramente così come bere un bicchiere d'acqua, ma probabilmente si è fatto eludere dal difensore che ha bucato incredibilmente il pallone. Di Cristina la tocca per Rezza, poi allontana Turci a cercare lo scatto rapido da parte di Roberto Vetrano. Poi viene fischiato un calcio di punizione, minuto 69, mancano soltanto 60 secondi, poi vi saluteremo in questa bellissima domenica, tanto sole, l'ideale per una partita di calcio. E poi dal punto di vista tecnico non ci possiamo lamentare, abbiamo visto tante belle giocate su tutti, quelle di Mortillaro ma anche di Kevin Moya, al quale auguriamo chiaramente un grossissimo in bocca al lupo. Si è fermato dal nulla durante uno scatto, auguriamoci non sia nulla
chiaramente. Vetrano la controlla, poi calcia Kacem, poi la palla rimane ancora lì, Turci con il tacco, palla geniale, Mortillaro e poi il miracolo di Lorino. Ma che palla gli ha dato qui Turci, con il tacco, quasi senza vedere, a ricordare forse il passaggio un po' di Kvaratskhelia o per andare chiaramente contro l'Eintracht Francoforte in Champions, ma per andare forse un po' più retro, il grandissimo assist dell'idolo di Kvaratskhelia, ovvero Guti, stella del Real Madrid, forse un po' troppo non troppo sotto i riflettori, ma grandissimo giocatore, una tecnica incredibile. Calcio d'angolo, viene mezza palla in mezzo, palla rimane lì e per lontano di Cristina, poi Catanese non calcia, palla che si impenna con la testa, la controlla Rezza che scatta e poi mette una pezza. D'Antoni, ottima la chiusura, pallone che si perde. Nel frattempo sono stati dati 7 minuti di recupero, però molto ghiotto, non ci aspettavo forse. Coppola col mancino, dunque la gara terminerà al minuto 77, un recupero molto ampio, quasi a ricordare quello dei mondiali, che però si sono giunti a dicembre, insomma sono passati ormai diversi mesi, ma continuiamo sempre a ricordarli anche con questi recuperi extra che vengono dati. Tanto rimessa laterale, vediamo se ci sarà qualche cambio. No, sarà calcio di punizione dunque, con Turci sul punto di battuta. Arriva il fischio da parte del direttore di gara. Giuliano spinge in avanti, poi Anzalone, D'Antoni, poi Giuliano, la tocca a Vetrano, saltano i due, si sbracciano un poco, poi Catanese va beccato qui con piccolo calcio a palla lontana in realtà da parte di Catanese. Poi Lorino va in avanti, lo stesso Lorino ha compiuto un miracolo assoluto qualche minuto fa su un Mortillaro, che avrebbe potuto fare la tripletta personale, anche meritata forse. Coppola, Sollena, lo sconto tra i due viene vinto però dal 10, capitano della Panormus. Viene chiamato un fuorigioco da parte di Anzalone, ma tutto regolare. Poi può crossare Rezza, la palla rimane ancora lì e lottano sull'area di fondo con Turci, ancora una volta esce in dribbling, in bello stile. Poi Coppola, il rimpallo questa volta non lo favorisce con Sollena che vuole rilanciare in avanti, palla lunga, cercare Mortillaro, buca di del difensore, poi Mortillaro casca giù. Vediamo, di tornare, si avvicina, ma tutto regolare, dice all'attaccante di alzarsi. Poi sportivamente il pallone viene messo giù, viene messo fuori con il giocatore giù. Minuto 73, mancano 4 minuti, poi sarà triplice fischio, ma chissà che chiaramente non si recuperi qualcosina in più, perché il gioco comunque è fermo da qualche secondo. Intanto si rialza l'autore della doppietta, Samuele Mortillaro. Lui partita da incorniciare, prima ha realizzato il gol sul calcio di rigore, poi si è inventato da solo una giocata che ha trasformato quel pallone, quasi pallone innocuo, poi in gol. A tempo rimessa laterale con lo stesso Mortillaro che la restituisce sportivamente agli ospiti Panormus. Partita molto corretta da questo punto di vista, abbiamo visto effettivamente due squadre rispettarsi in campo. Qualche intervento irregolare c'è stato, ma chiaramente tutto nei limiti, tutto nella norma, insomma, come ogni partita di calcio dovrebbe essere, quello che chiaramente tutti vogliamo vedere. Intanto rimessa dal fondo, la tocca Vetrano, poi non basta, Cutrona lancia in avanti con la testa, con buon intervento Nicola D'Antoni, che effettivamente si è schierato in questa posizione di terzino sinistro. Adesso Cutrona lotta contro la corte, poi Catanese, Coppola, Cutrona centrale,
Corrao. Poi viene fatto fallo ovviamente da Turci, ma si continua. D'Antoni, la Corte col mancino, non vede forse l'avversario Turci, prova a spazzare il pallone che si impenna e poi Vitrano mette tutti d'accordo. La Corte di Pia, Vetrano, grande giocata, Catanese, c'è Mortillaro che chiede palla, riceve adesso la Corte, tentativo di rigore, la Corte, col sinistro la Corte! Apre troppo il suo sinistro, non inquadra la porta, occasione anche per il numero 14, al minuto 75 di gioco. Mancano 2 minuti, come ricorda anche il tecnico di casa, la partita non è ancora finita, c'è tanto caldo. I giocatori comunque sembrerebbero non sentirlo, stanno correndo veramente tantissimo, sia da una parte che dall'altra. Partita molto divertente. Turci. Poi D'Antoni, ma tocco con il braccio. Tanto cartellino giallo anche per Mortillaro. E qui Mortillaro ci dice anche una statistica abbastanza importante, la prima ammonizione che prende. Ci auguriamo che sia la realtà, ma non sembra un giocatore falloso, possiamo anche credere effettivamente alla parola di Samuele Mortillaro, giocatore di 2 gol. Tempo calcio di punizione con Perino che andrà probabilmente lungo in avanti, infatti fa così, cerca l'inserimento di compagni che però non arriva, con Di Cristina che si tocca il volto, forse un colpo, palla alta, D'Antoni la tocca, poi Di Cristina sbuca lì, poi cerca i compagni, non li trova, la Corte alza il pallone, anzi solleva, chiedo scusa, poi si scontra con Presti Giacomo, i due vanno a terra, calcio di punizione. Brutto scontro, minuto 76, mancano 30 secondi, poi sarà triplice fischio, ma vediamo se ci sarà effettivamente qualcosina in più da recuperare, vediamo. Nel tempo si avvicina alla panchina la Corte, i due che sono a terra, mancano 10 secondi, ma sicuramente la gara terminerà poi con questo calcio di punizione, che avrà quindi l'arduo compito di dichiarare fine di questa partita. 29esima giornata del campionato giovanissimi regionali girone B under 15, Cus Palermo e Panormus. Nel tempo si sono alzati, tutto ok. Sarà quindi calcio di punizione con Turci probabilmente da questa azione, poi arriverà il triplice fischio da parte della direttrice di gara con Turci che va a lungo. Catanese la controlla, sbaglia l'aggancio, poi Coppola cerca Di Cristina ma non lo trova, poi rilancio in avanti a cercare ancora lo scatto di uomini offensivi con Vetrano, e con questa azione termina anche la partita, finisce 2-0 la sfida tra Cus Palermo e Panormus. Dunque la formazione di casa vola a 36 punti in classifica. Aggiorniamo anche un po' le statistiche: da 54 gol realizzati raggiunge quota 56 gol, invece quella difensiva rimane sempre perfetta, 41 gol subiti. La difesa è chiaramente una grande forza per questa squadra, ma lo è anche l'attacco, vista oggi la prestazione sublime da parte di Samuele Mortillaro. Poi da segnalare chiaramente anche la partita di Kevin Moye, ma senza chiaramente tralasciare l'aspetto difensivo che è fondamentale, con Turci e Vitrano che sono stati decisamente perfetti. Noi di Sportissimi da Marco Genduso vi ringraziamo. Questo è tutto, alla prossima.